Viminale con una circolare annunciata dal sottosegretario Sibilia vara la stretta, concessi solo sit-in con mascherine fuori dai centri storici, il plauso del presidente di ANCI Veneto Mario Conte, sindaci ascoltati. Intanto in Veneto continuano ad aumentare i contagi, 833 in 24 ore, il doppio di ieri, 7 decessi nelle terapie intensive, superata la soglia di attenzione dei 50 ricoverati. Ancora senza esito le ricerche nel Golfo di Trieste del 52enne di Conegliano disperso in mare da ieri dopo l'affondamento dell'imbarcazione di famiglia, incidente nel quale ha perso la vita il padre. Prime iniziative di solidarietà per aiutare il 19enne di Jesolo rimasto solo dopo la tragica fine della sua famiglia nello schianto di Porte Grandi, la titolare del Tropicarium, pronti ad accoglierli. Maxi sequestro di droga nel Veronese, 3,5 quintali di cocaina trovati nascosti in un camion che trasportava materiale di arredo bagno. Murano, le fornaci del vetro rischiano di chiudere, l'appello degli artigiani, prezzi del gas alle stelle, il governo e la regione ci aiutino. Nuova mostra per il trevigiano Marco Goldina a Padova, la presentazione giovedì, domani sera il ritorno dopo 3 anni e mezzo di assenza nella Marca trevigiana. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque l'avete sentito, stop ai cortei, il Viminale con una circolare annunciata dal sottosegretario Sibilia vara la stretta, da domani concessi solo sit-in con mascherine fuori dai centri storici, il plauso del presidente di ANCI Veneto Mario Conte a Parma per l'Assemblea Nazionale dell'Associazione. Garantire i diritti di chi dissente, proteggendo però le attività economiche e la salute dei cittadini. È scritto tutto nella circolare che oggi è stata inviata a prefetti e questori di tutta Italia. È la stretta del Viminale su marce e cortei che da domani vieta ogni tipo di manifestazione nei centri storici e nelle vie dello shopping, colonizzati da diverse settimane dai cortei contro il Green Pass. Un assist ai sindaci che in ordine sparso, il primo fu quello di Trieste, dopo il balzo in avanti dei contagi seguiti ai raduni in Piazza Unità d'Italia, stavano correndo ai ripari con ordinanze ad hoc. Noi chiedevamo di non essere abbandonati in questa partita che è molto complicata, perché noi ci troviamo tra l'incudine e il martello su dei temi che sono molto complicati da gestire, soprattutto perché c'è una discussione anche a livello scientifico e quindi le responsabilità di queste decisioni, a volte anche impopolari, non potevano sempre e solo ricadere nella figura dei sindaci. In più ci sono degli aspetti sanitari, perché quello che sta succedendo a Trieste deve farci riflettere e quindi va bene così, insomma noi accogliamo davvero con entusiasmo questo provvedimento. Il comune di Treviso era stato il primo a negare la piazza principale alle manifestazioni, facendo deviare i cortei lungo le mura. Alla luce della nuova circolare il sindaco Mario Conte, presidente ANCI, annuncia la sua intenzione di fermare anche l'annunciata ordinanza. Io non ho intenzione in questo momento di procedere con l'ordinanza. Una circolare che cambia tutto, concessi solo sit-in in cui sarà obbligatorio mantenere le distanze e indossare la mascherina. Mi piace sottolineare come siano vietate tutte le forme di manifestazioni, quindi non è un accanimento nei confronti di coloro che in questo momento stavano contestando il governo per la questione del Green Pass, ma è una questione generica, cioè le manifestazioni fatte così come sono state fatte nel recente passato non vanno più bene, mettono a rischio la salute delle persone e soprattutto mettono a rischio la tenuta economica del territorio che non sarebbe in grado di sopportare ulteriori chiusure. È la seconda arma di fatto dopo l'introduzione della dose booster che il governo intende impiegare contro l'avanzare della quarta ondata. Solo in Veneto il nuovo bollettino parla di 883 positivi in 24 ore, 7 vittime, il doppio dei casi registrati solo pochi giorni fa, dove di nuovi positivi se ne contavano 430. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, superata la soglia di attenzione dei 50 posti letto occupati. E stasera a Padova il corteo dei No Green Pass, l'ultimo in centro storico prima della stretta. Ci aspettiamo i disagi, come al solito, perché ormai mi sembra sia la 21esima manifestazione e cercare di, come al solito, di contemperare gli interessi dei manifestanti con disagi che evidentemente si creano alla città
e che hanno portato un po' di stanchezza, su questo non c'è ombra di dubbio. Quello di stasera sarà verosimilmente l'ultimo corteo in centro storico. Domani si riunisce il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, convocato in prefettura proprio per delineare i confini della stretta annunciata ai cortei, che ormai da mesi il sabato pomeriggio paralizzano il centro cittadino. In arrivo anche un'ordinanza del sindaco Sergio Giordani, che mette avanti a tutto la tutela della salute dei cittadini, pur garantendo il diritto a manifestare. A fronte delle persone positive al Covid, aumentate nelle ultime 3 settimane del 60% in provincia e quelle ricoverate cresciute del 66%. Diritto a manifestare sì, ma a determinate condizioni. Una stretta di sicuro, delle indicazioni, delle prescrizioni che verranno sicuramente date. Dopodiché abbiamo la fortuna a Padova di avere un tavolo che lavora in maniera coordinata e quindi il prefetto ascolterà le indicazioni di tutti e verranno tratte delle decisioni, con una base di partenza che è venuta la settimana scorsa, quando il dottor Fortuna è venuto al COSP e ci ha detto che la situazione sta peggiorando, e quindi di fronte a queste frasi è logico che qualcosa deve essere fatto. Stretta che non può essere delegata ai sindaci, commenta Bonavina, visto che non si tratta di un fenomeno solo padovano. Rimaniamo a Padova. I commercianti da mesi lamentano il fatto che le manifestazioni nel fine settimana fanno male agli incassi e lo hanno anche quantificato. Il sabato pomeriggio è completamente andato ormai. Voi avete notato un forte calo? Abbastanza, sì, io lo avevo anche quantificato. Quando eravamo arrivati all'11° al 12° sabato di manifestazione, di interruzione, l'avevamo anche quantificato. E in quant'era? 4 milioni di euro. 4 milioni di euro, questa la stima che i commercianti del centro di Padova hanno fatto delle perdite legate alle manifestazioni nei fine settimana che da mesi si stanno susseguendo in centro città. I commercianti da tempo chiedono quello che ora si realizzerà, manifestazioni statiche. Rassegnazione per tutto quello che è stato detto fino adesso, soprattutto proprio la richiesta espressa sia al sindaco che al prefetto che al questore è rimasta totalmente inascoltata, perché di fatto queste manifestazioni continuano proprio in maniera, anzi addirittura hanno anche aumentato la cadenza, no? Da una manifestazione settimanale sono diventate addirittura 3 manifestazioni. La signora Francesca è stata anche protagonista di un acceso diverbio con una manifestante. Questa signora, vedendomi in strada qui di fronte al negozio, perché avevo scambiato 2 parole, c'è stato un qui pro quo probabilmente con lei. Lei ha pensato che io andassi a discutere quello che stava avvenendo con un funzionario della questura, mentre io ho fatto una semplice domanda e questa signora si è sentita in dovere di dirmi che aveva diritto di manifestare e io le ho risposto altrettanto io di lavorare. È tutto qua. Non è in discussione la possibilità di manifestare, ci dice. Bisogna però trovare una convivenza con chi in centro vive e lavora. Noi chiediamo rispetto per il nostro lavoro, noi non impediamo il diritto a manifestare a queste persone. Le manifestazioni si possono fare anche con altri svolgimenti. Siamo alla cronaca, ancora senza esito le ricerche nel Golfo di Trieste di Stefan Verongalli, il 52enne di Conegliano, disperso in mare da ieri dopo l'affondamento dell'imbarcazione di famiglia con cui l'uomo stava raggiungendo un cantiere di Monfalcone assieme al padre, l'80enne Vittorio Verongalli, il cui corpo senza vita è stato ripescato nel pomeriggio di ieri. Sono proseguite senza sosta per tutta la giornata le ricerche di Stefan Verongalli nel Golfo di Trieste. Il 52enne disperso da ieri a largo di Duino dopo l'affondamento del Gozzo con cui stava navigando assieme al padre Vittorio, l'80enne di cui è già stato ripescato il cadavere nel pomeriggio di ieri. Nel corso della notte le operazioni di ricerca coordinate dalla Direzione Marittima di Trieste sono state sospese a causa delle difficili condizioni meteo. L'elicottero della Guardia Costiera con visori notturni partito da Pescara a causa
causa del maltempo non è infatti riuscito a raggiungere Trieste. La Bora, che ieri aveva superato in raffica gli 80 km/h, anche oggi non ha lasciato tregua ai soccorritori, pur spirando in mattinata minore intensità, ma comunque superiore ai 20 nodi. Le motovedette della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco in mare, l'elicottero dei pompieri in cielo e gli uomini della Protezione Civile lungo tutto il tratto di costa che va da Monfalcone a Grado hanno battuto l'area oggetto delle ricerche per tutta la giornata, ma senza alcun esito. A complicare l'operazione la presenza di alcune secche di sabbia, tra cui quella di Punta Sdobba, che non possono essere raggiunte con i mezzi nautici e nei pressi delle quali potrebbe essersi arenato il corpo dell'uomo. Ieri ad allertare il cantiere nautico di Monfalcone, verso il quale stavano facendo rotta in partenza dal porto di Caorle, padre e figlio, erano stati proprio gli stessi naviganti residenti a Conegliano. Ed ora ci spostiamo nel veneziano. Prime iniziative di solidarietà per aiutare Emilian Ciobanu, il ragazzo che ha perso la sua famiglia nell'incidente mortale sulla Triestina. All'indomani del tragico incidente stradale che ha colpito la famiglia Ciobanu, ci sono già delle iniziative di solidarietà per aiutare Emilian, l'unico superstite della famiglia. Alla Fabbrica della Scienza al Tropicarium Park facciamo lavorare tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, e abbiamo anche dato l'opportunità a lavorare di persone che hanno avuto dei problemi familiari o dei bisogni. Quindi sentire questa storia di Emilian è molto triste e io e il mio staff si siamo molto avvicinati a questa storia. Quindi ci farebbe molto piacere conoscere Emilian di persona, gli chiediamo di venire a farci visita per vedere le nostre attività e poi magari, chi lo sa, trovare un sistema per poterlo aiutare e perché lui ci possa aiutare con il suo lavoro. Non appena appresa la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia di Emilian, rimasto solo a 19 anni, Monica ha subito pensato a come poterlo aiutare, anche alla luce del fatto che lui stesso, pur andando ancora a scuola, ha detto di volersi trovare un lavoro per affrontare la vita senza i suoi genitori. Spesso capita che le persone si vincolano con il fatto del lavorare il sabato e la domenica, ma la nostra attività è questa. Le nostre famiglie, i nostri bambini vengono il sabato e la domenica e durante le festività natalizie o poi durante il periodo estivo a divertirsi con noi, a vedere i nostri animali, a fare i nostri esperimenti. Quindi ben venga se i ragazzi sono disponibili a venire a lavorare in questi periodi e noi li accogliamo molto volentieri. L'amministrazione comunale si è subito messa a disposizione del ragazzo, come dichiarato dal sindaco Zoggia. Il vice sindaco e i servizi sociali l'hanno già incontrato per dargli il sostegno in questo momento estremamente delicato dal punto di vista psicologico. Mentre dopo la pubblicazione del nostro servizio nel sito, in molti hanno lasciato un messaggio di vicinanza. Che tragedia, sarebbe disumano non aiutarlo, scrive Rosa. E ancora, questo ragazzo va aiutato, si legge, non va lasciato solo. Il comune è presentissimo in queste cose, che ha psicologi, ha strutture, ha gli assistenti sociali e tutto, e la comunità rumena è anche abbastanza forte qui, quindi si faranno sicuramente carico. Qualsiasi cosa verrà proposta, non abbiamo mai detto di no, nessuno a Jesolo, quindi non è un problema. E mentre si attende il nulla osta per i funerali, la comunità rumena ha deciso di occuparsene. Lungo la Triestina, quella notte però, non ha perso la vita solo la famiglia Ciobanu. Nell'altra auto c'era Iotica Piaser, figlia 29enne di origine indiana del noto dentista di Via Piave a Mestre, una ragazza che tutti ricordano per il suo sorriso e il buon umore. Maxi sequestro di droga nel Veronese, trovati nascosti in un camion 3,5 quintali di cocaina. Sul mercato avrebbero fruttato ben 35 milioni di euro, arrestato un quarantenne. Hanno fermato l'autocarro al casello di Verona Sud perché era malconcio e con alcune luci fulminate. Doveva essere un controllo di routine, ma la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza hanno eseguito il più grande sequestro di droga mai effettuato nella città scaligera. 3 quintali di cocaina. Tutto è iniziato quando l'autista, che avrebbe dovuto trasportare solo materiale idraulico, non è stato in grado di esibire alcun documento di trasporto. A quel punto, ipotizzando si potesse trattare di illeciti economico-finanziari, la Polizia Stradale ha allertato i finanzieri del nucleo operativo. Una sinergia fondamentale tra polizia e Baschi Verdi. Una strategia mirata a potenziare i controlli in ambito autostradale, ma soprattutto a far intervenire la Guardia di Finanza in tutti quei casi in cui ci sono sospetti di
evasione fiscale, falsa fatturazione, lavoro in nero. L'autocarro è stato così controllato e tra lavandini, WC e articoli da bagno sono saltati fuori diversi scatoloni. All'interno c'erano 300 panetti simili a mattonelle sigillati con del nylon. In totale 355 kg di cocaina purissima. Diciamo che una stima sicuramente per difetto e non per eccesso credo possa attestarsi ad almeno, e sottolineo almeno, 35 milioni di euro. L'autista quarantenne con precedenti per droga è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto subito presso la casa circondariale di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini serrate ora per accertare da dove l'autocarro provenisse e dove stava portando la droga. Gli investigatori pensano fosse destinata ad un mercato più ampio rispetto a quello scaligero. Il territorio veronese si conferma snodo strategico dei traffici illeciti. Verona è un centro nevralgico perché ricordiamo che tutta la merce che passa da est a ovest e viceversa e da nord a sud, soprattutto verso il Brennero, fa di Verona uno degli snodi autostradali più importanti dell'intero paese. Ed ora ci fermiamo qualche istante, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Murano, le fornaci del vetro rischiano di chiudere, prezzi del gas alle stelle, il governo e la regione ci aiutino. Questi aumenti del gas purtroppo potrebbero essere peggio della pandemia. Si pensava di aver toccato il fondo, dopo l'acqua granda e la pandemia le difficoltà per le vetrerie di Murano non sono finite ancora. Dopo più di 1000 anni di storia le attività nell'isola rischiano la chiusura per colpa delle bollette. Il prezzo del gas per alimentare i forni è schizzato alle stelle, gli aumenti vanno oltre il 350%. Fino a settembre il gas si pagava sugli 0,20 centesimi al metro cubo a fronte degli 0,90 attuali. Purtroppo nel mese di ottobre abbiamo riscontrato un aumento sia la bolletta del gas metano che dell'energia elettrica attorno al 350%. Tanto per dare l'esempio, il valore in assoluto, mentre noi pagavamo attorno per il metano 40-42 mila euro al mese di ottobre siamo andati a pagarne 170 mila. Cristiano Ferro è titolare dell'azienda del vetro F3 con 35 dipendenti, la più grande dopo le storiche Venini, Toso e Barovier, e l'unica che produce le murrine in bacchette, simbolo culturale ed artistico in tutto il mondo. Sconsolato ci apre le porte della sua impresa. Con questi prezzi tenere al massimo regime l'azienda è impossibile. Da lunedì prossimo 20 dipendenti su un totale di 33 dovranno andare in cassa integrazione. Quindi si è deciso di fare, probabilmente si spera, il male minore, quindi consumare meno, aspettare che passi, sperando che passi questa situazione che tutti dicono sia temporanea, però è da capire cosa vuol dire temporanea, però questo fa sì che non produrre significa mettere le persone in cassa integrazione. E sarà veramente dura andare avanti con 1.000 euro al mese. Abbiamo famiglia, c'è chi ha mutui, chi ha affitti, bollette da pagare e sarà un Natale veramente triste. Sono 60 le vetrerie con forno nell'isola, ma a prendere la batosta è anche l'intera filiera, centinaia i posti di lavoro a rischio. In Veneto, nell'industria del vetro, girano 263 imprese per un fatturato annuo di 165 milioni di euro. I rischi sono alti. Fermare le fornaci e il lavoro significherebbe perdere commesse ed incentivare la concorrenza all'estero. Gli imprenditori chiedono un intervento del governo e della regione. La nostra richiesta è di avere dei finanziamenti, dei sostentamenti in modo da poter lavorare e quindi pagare noi i dipendenti. L'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo Triveneta lamenta la mancanza di fondi da destinare alla cultura. È l'Associazione Italiana dello Spettacolo a lanciare l'allarme sui tagli regionali alle risorse destinate alla cultura. Questi non permettono l'entrata in vigore della nuova legge di riforma. Una legge che prevede la programmazione triennale o hai risorse perlomeno adeguate anche nel tempo. Proposta di bilancio che, per motivi contingenti all'emergenza Covid, spiega l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, ha avuto una visione prudenziale e un ridimensionamento su tutte le materie.
chiaramente ci rendiamo conto della situazione del settore culturale, di un sistema che sta già lavorando anche a seguito della pandemia con delle difficoltà specifiche e che però devo dire in Veneto ha dato comunque una continuità di azione e di tenuta del sistema. Ragione per cui anche alla luce delle audizioni che ci sono state in commissione valuteremo di provvedere in sede di commissione come maggioranza a sensibilizzare la parte finanziaria. Stiamo lavorando per rimpinguare questi capitoli. Le difficoltà del Covid hanno messo a dura prova il comparto della cultura, dai teatri alle sale cinematografiche, che tuttora, nonostante l'estensione completa della capienza al pubblico, fanno fatica a riprendere. Pensavamo che ad autunno inoltrato l'affluenza sarebbe stata più consistente. Ecco, stiamo registrando un progressivo aumento del pubblico, ma con andamenti molto lenti, ed è questo che preoccupa, perché è quello che rallenta un po' la ripresa, ed è quello che richiede anche uno sforzo da parte dell'ente pubblico di accompagnarci in questa lenta risalita. Nuova mostra per il trevigiano Marco Goldin a Padova, la presentazione giovedì, domani sera il ritorno dopo 3 anni e mezzo di assenza nella Marca trevigiana. Lo aveva lasciato intuire e a stretto giro ecco svelato il nuovo progetto espositivo di Marco Goldin, che giovedì presenterà la nuova mostra che Linea d'Ombra curerà al centro San Gaetano a Padova. Dai romantici a segantini, storie di lune e poi di sguardi e montagne, il suggestivo titolo. In mostra le opere della Fondazione Oscar Reinhardt in Svizzera. La pandemia aveva lasciato in sospeso un progetto biennale di esposizioni. La mostra su Van Gogh per i 25 anni di Linea d'Ombra si era svolta con tutte le difficoltà che sappiamo. Sono riuscito a realizzare un progetto che poi vedrà la luce alla fine di gennaio. Partiremo dal 29 gennaio, andremo fino al 5 giugno con una nuova mostra che, come peraltro avevo anche annunciato, nasce un po' dal nuovo libro. Il volume Il giardino e la luna, dedicato all'arte dell'Ottocento, che ha ispirato anche il ritorno di Goldin nella sua Marca trevigiana, domani sera a Salgareda, al centro polivalente, per una lezione e racconto. Torna per la prima volta dopo 3 anni e mezzo, dopo la rottura con il comune di Treviso. Sento assolutamente molto sereno, chiaramente siamo qui nella nostra sede Linea d'Ombra, siamo a Treviso, è il cuore pulsante sempre dell'attività, però insomma non è che mi faccia particolari problemi se non posso lavorare a Treviso in questo momento. Il legame con Padova invece prosegue. Rispetto alla mostra che inaugurerà a gennaio non fa previsioni, molto, quasi tutto, dipenderà dalla libertà di muoversi, di frequentare i luoghi della cultura. Francamente non mi sono posto alcun obiettivo, certo è fondamentale, almeno in questo momento dopo 2 anni, devo dire devastanti per il Covid, arrivare almeno al pareggio di bilancio. E vedremo come la gente accoglierà questo progetto che è diverso, ma sono assolutamente fiducioso su questo, perché abbiamo certamente bisogno di guardare bellezza, di guardare colori, di lasciarci avvolgere, toccare da questa bellezza, da questi colori. In questa mostra ce ne saranno veramente a piene mani. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo, subito dopo il telegiornale di Venezia. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Un fronte instabile si muove verso le Baleari, pressione atmosferica meno stabile sul nostro territorio, ma tempo comunque tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 10 novembre ci mostra un cielo molto nuvoloso ed in effetti sarà piuttosto grigio e coperto, in genere senza precipitazioni associate. Durante la giornata non si escludono anche delle parentesi maggiormente soleggiate. Uno sguardo alle temperature: le minime saranno comprese tra i 6 e i 10 gradi, le massime invece tra i 13 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche annuvolamento, anche consistente, ma non mancheranno momenti di sole. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, stessa situazione con addensamenti nuvolosi, ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota.
Temperature minime intorno ai 4-7 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Grazie per l'attenzione e arrivederci.